destination unknown, known, 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 known. Often I am asked, what does a hero truly need? Much depends upon the hero. Would you be swift? Then for you I have speed beyond measure. Would you be strong? Then I can grant you the might to overpower any foe. Would you be wise? Then come closer and I will unlock your inner cunning. What does a hero truly need? That is for you to decide. Ciao a tutti Piederoli, come vedete dal titolo si tratta di un video di Dota 2, so che non ne sto mettendo molti ultimamente, ma per il semplice fatto che per editarli divento matto, perché non metto le partite complete, ma cerco un po' di tagliarle, perché 50 minuti, 40 minuti di video diventa tosta sia nel caricarlo e nell'editarlo, sia nel vederlo, immagino, a meno che non essendo uno dei pro della Madonna, non penso che vi venga voglia di guardare tutto un video intero di 40 minuti, per cui adesso piano piano li metterò anche altre partite, un po' commentate, un po' in flash come quello del Juggernaut, però per adesso accontentatevi di questo rate, anche perché adesso sto facendo principalmente video di Rome 2 Total War, quindi ne metterò comunque, state tranquilli. Come avete visto dal titolo, questo video tratta di un reclutamento, diciamo, avanzato del team del Piada. In che senso avanzato? Inizialmente avevo fatto un video di reclutamento dando dei minimi di vittorie e minime statistiche comunque che richiedevo. Il problema è che comunque non vuol dire, cioè non sempre avere un numero alto di vittorie vuol dire anche sapere giocare in team o comunque coordinarsi con altre persone o avere comunque la mentalità di stare in un team. Per mentalità di team intendo questo. Quando si gioca in un team non è che sono 5 persone che si riuniscono per poi giocare insieme, quelli sono 5 amici. Ci metti lì, hai 5 amici che giocano in Dota su Steam, ti metti lì, li raggruppi e poi si gioca alla bonus. No, non è quello che intendevo io. Quello che intendevo io sono 5 persone o più, massimo 7, vorrei arrivare al massimo 7 per avere comunque la garanzia di fare allenamenti con 5 persone sempre, che sono lì e si studiano delle strategie. In che senso? Si studia magari delle combo tra personaggi, delle tree lane, con annessi l'offlaner e il middler per fare una buona strategia sia nell'early game che nel mid game e che nel late game dopo, perché è facile fare una tree lane, voi dite basta mettere 3 che stunnano, però bisogna mettere dei personaggi che poi, anche se all'inizio magari fanno delle kill, perché con 3 stun delle kill le fai per forza, in mid e late game, se il game poi si protrae, magari alla fine si arriva a succare perché c'hai dei personaggi molto squishy e comunque delle combo che non tengono poi il farm avversario, insomma. Per cui bisogna anche studiare delle strategie, anche in questo, prendendo comunque ad esame tutte le fasi del game e tutti i ruoli che si devono poi completare, diciamo, in una strategia. È un po' quello che poi fanno i grandi team, poi dopo c'è anche molta pratica in mezzo e molta esperienza, presumo, da Dota 1, comunque da
molto nerding anche, diciamo, nel gioco, perché io di nerding ne ho poco, sinceramente, di tempo di giocare molto non ne ho. Farò una partita cioè farò in media 2 partite ogni 2 sere, una partita ogni sera, in media per dire, mentre c'è gente che si gioca i pomeriggi, però vabbè lo stesso. E quindi quello che io vorrei raggiungere è un po' questo. Non dico voglio raggiungere alti livelli, fare tornei nazionali e quant'altro, non ho né l'età e né il tempo per farlo, però vorrei arrivare a fare delle strategie, comunque avere una coordinazione a livello di team da fare delle belle partite per soddisfazione nel giocare insieme. E questo si fa solamente in una maniera, ovvero si studiano delle strategie con i bot, si prova a fare delle combo di personaggi, si studiano delle build di partenza, degli item prestabiliti e alcuni situazionali, ma lo si fa tutti insieme. Si propongono le cose, si provano poi dopo che lo si prova con i bot, si vede se la cosa può essere fattibile, la si prova contro giocatori e poi se va male, comunque dei game vanno male, si comincia a guardare cosa può dar fastidio contro, perché in caso di una clan war dopo bisogna studiare anche i ban e quant'altro, determinate strategie, avere comunque diversi diciamo, approcci al game in modo tale da poter gestirsi meglio poi diciamo, le scelte dei personaggi e quant'altro. E quindi ci piacerebbe, adesso vi spiego anche come siamo composti quelli che sono rimasti del team, e ci piacerebbe trovare altre 2 o 3 persone, due persone, quanti siamo? Siamo 4, volevo arrivare a 6, massimo 7 persone, a trovare altre 2 o 3 persone che comunque abbiano questa voglia di fare, perché io ho avuto diverse persone che sono entrate nel team, però che poi non giocavano solamente e non mostravano interesse per quanto riguarda la strategia e lo studio di strategie, che è la cosa che ripeto, ribadisco, stiamo cercando. Dico stiamo perché praticamente il team è guidato da me, però siamo praticamente in 3, cioè siamo rimasti in 4 che giochiamo, no, 5. Che cazzo dico? Aspetta, abbiamo Nightmare, che è praticamente il mio braccio destro, che è quello che mi ha aiutato dall'inizio. Dopo un mese che ho creato il team, è entrato dentro il team e mi ha aiutato in maniera particolare a gestire i ruoli, vedere un pochettino chi fosse, perché lui ha molta esperienza in questo gioco qua, molto più di me, nel senso giocava da molto più di me, e quindi mi ha aiutato con la sua esperienza a vedere un pochettino i ruoli dei componenti che c'erano quando è entrato lui. Poi qualche componente l'abbiamo perso per strada, qualcuno è entrato poi è uscito, ma di quelli rimasti c'è rimasti appunto Nightmare, che lui fa parte sempre cioè gioca support principalmente da 3 lane o da solo, comunque fa support. Abbiamo Larry, che l'abbiamo perso quest'estate ma che adesso è ricomparso nell'inverno, perché prima faceva sempre tardi e non potevo giocare tardi perché l'orario di allenamento del team è dalle 11-11 e mezza in poi, e Larry arrivava sempre mezzanotte e mezza passate, e io la mattina andando a lavorare, alzandomi alle 7, 7 e mezza, un game lo posso fare alle 11 e mezza, ma a mezzanotte e mezza mi diventa un pochettino più difficile. Quindi dicevo che abbiamo Larry, che è un ottimo middler, abbiamo Revial, che comunque gioca come ruolo l'offlaner, e un'altra persona seria, quindi comunque anche lui è attento alle strategie e quant'altro, e che però adesso c'è dei problemi di computer e quindi non c'è. Poi abbiamo Riku, che praticamente è il carry del team, molto bravo a farmare, persona molto seria, molto disponibile, sempre stato presente e quant'altro. E poi abbiamo me, che sono appunto il leader, che è quello che comunque cerca di gestire un pochettino il tutto a livello di team. In gioco, in game, siamo io e Knight che gestiamo un pochettino, diciamo, l'andamento della partita, e mi studio con lui e Revial in genere le strategie, le 3 lane e quant'altro. Quindi siamo in 5. Ci piacerebbe trovare altre 2 persone in modo tale da arrivare a 6 o 7, e queste 2 persone mi piacerebbe che avessero una buona esperienza del gioco, nel senso comunque a livello di controllo del mana, positioning, e che sappia comunque bene o male bene i ruoli, che conosca abbastanza i personaggi, che sappia giocare, non dico da Dio, ma bene, insomma, che abbia una buona esperienza del gioco. E che abbiano questa voglia di studiare le strategie insieme a noi, insomma, non giocare così alla cazzo, perché andando avanti a giocare senza una base di strategia, secondo me non si arriva da nessuna parte, dico a livello di team. Poi si può giocare for fun con gli amici, quello non ha bisogno di studi approfonditi, però se si vuole arrivare a fare anche dei tornei magari più semplici, non quelli d'alto livello,
bisogna che si fanno comunque CV Clan War, bisogna un attimino avere una buona base e avere comunque delle strategie di partenza da cui poi aggiungere poi tutta una serie di cose situazionali. Per cui niente, vorrei arrivare appunto, come dicevo, a 7 persone. Come si svolgerà la cosa? Io adesso faccio questo video di reclutamento e in modo tale che comunque vedete anche, ci metterò anche una parte di gameplay di come gioca il nostro team di solito, è una piccola porzione di partita per non stare a mettere un 45 minuti di partita dove comunque sentite tutti noi in chat come parliamo e quant'altro, comunque come vorremmo che la cosa sia. Dopodiché voi se siete interessati, però vi chiedo solamente se avete questi requisiti che vi ho appena detto, comunque una buona esperienza del gioco, non cerchiamo gente solamente per far compagnia, quello lo gioco tranquillamente anche in altre occasioni, se riesco, però vorremmo persone un pochettino che sappiano già come si gioca e che abbiano voglia appunto di studiare queste strategie che vi ho detto, e mi contatterete in privato, dopodiché io vi aggiungerò e faremo una specie di prova, nel senso giocherete con noi qualche partita e vediamo un attimino com'è il vostro livello, e dopodiché dopo una settimana penso, adesso dopo vedremo, quello lo devo decidere con con gli altri componenti del gruppo, in modo tale che sia noi è una prova sia nei nostri confronti dal punto di vista vostro, se se vi stiamo simpatici, se vi piace come lavoriamo a livello di team, eccetera, sia dal nostro punto di vista per vedere se voi avete questa attitudine al voler lavorare, comunque studiare delle cose e avere un po', diciamo, una mentalità di team. Quindi serve sia è un banco di prova questo periodo di questo provino, tra virgolette, sia per noi, cioè sia per voi nei confronti nostri, sia per noi nei confronti vostri. Per cui se vi va di proporvi, che vedremo come fare. Per cui adesso vi lascio a questo breve spezzettone di un game dove ci vedrete giocare, per cui dopo di quello finirà il video, per cui vi saluto adesso. Ciao a tutti pedaloli, buona visione. Beh, adesso No, Vabbè, se metti riusciamo. di solito mica. Ecco, guarda, mo c'è comunque. vabbè, Mo ci comunque ce lo esce apriamo, War. ma ce lo apriamo Le comunque, War. dai. Le War. Aspetta, Ricco, vieni qua. Un attimo, le compro io. Tu con Stando quel gli oggetti- bruttissimo elmo per Spirit Breaker. Mamma mia, sei brutto quell'elmo di Spirit Breaker. È bellissimo. Io ero Oh, devi fare le word. in tascata. Oh, L'elmo, prendi le sì, word, raga. proprio. Raga, ecco le word. Raga, Rubik le mid Word- contro Page. Sì, però non le mettere subito, Certo. o ne metti una per il pull, o se no non la stare a mettere subito, perché mica ganchiamo, fino a 6 non ganchiamo noi da qua. Ma Rubik il corriere? Rubik in mid contro questi. Oh, ma Amazing. io devo Il comprare. corriere. Magari dovresti Rubik anche deve sbrigare, comprare. Wisp. Rubik. Ma Rubik il corriere? Rubik! Scrivi, Cacchio! scrivilo. Cacchio, ho comprato lì. Ho comprato tutto. Ma perché non avete preso il corriere, ragazzi? Rubik? Perché Rubik? Perché Rubik è Vabbè, ma era il midder comunque. No, vabbè, che c'entra? Io ho comprato le cure per te. La cosa, come si chiama? La storetta Sentry. E devo comprare pure qualcosa per me. No, Oh, il corriere, non posso stare in altalena senza il corriere. tu non puoi avere Prendilo, prendi il tuo... C'è il Revia, c'hai il sacrificato. 160. Eh? Tra un po' lo prendo io con 80. Prendilo te il corriere. Facciamo una cosa, vado alla... compralo e mettilo nel roba. Prendo la Word, devo prendo prendere la un runa attimo. io, prendo, Va bene, Revia. Vabbè, caga nessuno, però la prendo io comunque qua. Ma chi è che ha comprato Sì, sì, quello volante? prendila te, ok, va bene. Rilassati Ok. subito, Vado- ragazzi. Io non Ok, me- state L'ho tolto. sereni, tranquilli. Lo so. Perdere un po' di exp, non fa niente. Non lo prendete voi. The Beast of War. Guarda Revia come è furbo. Ha visto i video dei Fannic. Sì. E Revia. anche questi tizi però. Anche questi tizi. Faccio tanto la giungla qua. Sto arrivando. Oh, Phantom è da solo. Che culo. Ma dice la Trilin sicuro. Sì, sono in 3 sopra. Infatti adesso facciamo un po' di kill sotto così li facciamo andare un po' in su. Fai tu Qua c'è il pull, comunque. Potremmo anche fare un primo sangue se riusciamo. Bisogna che pulli un po' prima. Sì, fatti meno qualche livello, va. Dimmi quando tu sei pronto, perché devi essere pronto tu, non Ricco. Vabbè, io avevo già fatto un livello 2. Invece io no.
Sì, dobbiamo ammazzarlo comunque, sennò troppi livelli. Perciò si toglie. Facciamo il pull, fallo venire un po' avanti, poi lo ganchiamo subito appena arriva. infatti l'ho fatto il pull. Appena arriva sta parte qui, lo ganchiamo subito. Tu stai pronto, Wish? Sì, sono sempre pronto. Dimmi quando tu carichi. Vabbè, quando arriva... Oh, Comincia a avvicinarti. Vai. Vado. carica. Minchia, quanto è resistente. Non hai Chaos Knight quando dici. Lasciatemela. Uccidilo da Riku. Dai, il colpetto, bravissimo. Yes. Dovete Riku non ti curare, Riku non ti curare. Ormai. Troppo Che tardi. ti avrei curato io. Piada, non ti curare tu. Piada, vieni un po' verso di me. E chi si cura? Io sono un macigno. Andiamo a farci la giungla insieme. Aspetta, fammi prendere prima gli scarponi, vieni con me. Vieni qui. Piccolo marrone che vola, vieni con me. Che piccolo marrone che vola. Guarda come mi offende. Che schifo. Che effettivamente sei un testicolo. Dai, Possiamo attaccarlo di nuovo possiamo comunque riprovare. addirittura. Oh Non mio so quanto Dio. conviene. Oh No, mio non Dio, ce la voi non faccio a sapete che prendere, cosa ho appena... Però facciamo i danni. Dai. Allora c'è la Ho nave. chiamato l'SS, che vuoi? Madonna, Un colpo. non ci posso credere. Ok. Ottimo, Non sai, è morto, è morto. o pushiamo. Qualcuno è dai, danneggiato, Riku? Pushiamo? pushiamo già che ci siamo. Sì, pushiamo. C'è che entusiasmo, Riku. Anna. Ma l'ho Riku, chiamato attenzione, Riku sta dando l'SS. danni. Di chi le Riku sta stesso? dando danni, ok. Di Shadow Demon, l'ho chiamato. Vabbè, ma lui non è dei E nostri. Rubik è morto. Che palle, Chiara, stai morendo. come devo tankare io, porco. Se c'è la boccetta ti ci curiamo tutti e due. Vieni, prendilo. Attaccati. No, troppo tardi, l'hai già usato tu. Perché se te ti Ok, torni leghi, indietro, non- vado a pullare. Cioè, No, non deve si- essere la mia rigenerazione. Per averla ce l'ha anche tu. vabbè, ti incazza. Ma conviene qui fare il No, sono già medaglione? incazzato oramai. Conviene fare il Sì, medaglione? io certo, faccio sono tutti la- della forza. Forza vuol dire la poca Vladimir. matura, quindi medaglione shot ancora di più. Ok. Andiamo giù di medaglione. Paraparapara. Ah, non è startato per il medaglione. Sì, è startato per il medaglione, però Sì, ho fatto sì. i miei stivali per avere quel danno bonus in più. Che rende tutti molto più freschi. Adesso dovrebbe Kunka giocare con le palle Eccolo. in mezzo alle gambe. Faccio fatica a farmi la giungla da solo ancora. E lo so, giustamente, ti serve questo. Se dopo rompo un albero, faccio un piccolo Mi trucco. serve il Wisp anche insieme a me. Dovremmo fare la giungla insieme. io Se te si e Terry. avvicina... Sì, Vieni qua. No, non Mi viene vedo, più no. avanti. Oh, Piata, facciamo una cosa. Rubik è Fatti quella morto di sit nuovo. e dopo andiamo a... Rubik è morto di nuovo. Vieni Andate a qua. uccidere Rubik. Andate a uccidere Page che Rubik non ce la fa. Ottimo doppio pull. Perché è morto di nuovo? È morto di nuovo. Sì, è morto È ancora. morto 2 volte. Dobbiamo attaccare comunque quando lo vediamo, Ma Ma no, non viene più Non avanti. viene più adesso, sta in orecchia. Sicuro. Vai Wisp. È qua sposto torre. Eccolo, attacca, caricalo. Da tempo di prendere la skill, vai. Qui mancano tutti e due. Ah, abbiamo sopravposto gli stun. Morirà sicuro. Shit. Voglio il corriere. No, niente, bom. Buffatelo. Abbiamo Sì, sopravposto guardate un prima. Come hai fatto a morire? Breaker di... Perché la torretta mi ha colpito tutte le volte a me, sono un po' sfortunato. Qualcuno doveva tankarsi la torre attaccando Kunka. Io stavo tankando. Fate il corriere. Occhio, non vieni dietro. No. Via. Fate il corriere. E chi lo uppa? Io? Lo uppo io. È ma- io non lo posso fare. O Wiz, Io non lo posso. o Rubik. Piada ti conviene ritirarti e poi caricare, magari. Direi di sì anch'io. Io faccio il doppio, faccio stacca in pull che ho bisogno di un po' di esperienza. Vai. Recupera. Quanto sei? Livello 3, io sono 4. 3. Il buon Riku com'è? 6. Io sono 6. E come va il farm? Sta andando bene? Buono, ho già il primo pezzo della Battle Fury, quello più costoso. Buono, dai. Io Avanti. mo La faccio un po' di Claymore. soldi, mi compro la Ward, così la piazzo nel caso dopo Pace verrà agganciato non- sicuro. Non so se sono libere, le ho comprate io adesso. Ah, Tu lassù col bounty come sta andando? Bravi. Ma io non muoio, non subisco danno, ho usato solo un tango fine d'ora. Ok. Quando manca Marco Pace, arriva qua,
Manca paggio al Io centro. l'ho detto che per me la parte più scocciante del gioco è facile. Io sento no, la via. lo sborone, non farlo sborone. Ho dato Oh, solo un attenzione che... tango, Oh, e Ricco sto- potrebbe cos'è gankare game? pace, attenzione, Ricco potrebbe Sì, gankare pace. ok, ah, la runa. All'est, Guarda, no, in top, in top. Mi ha preso Paggio? È Mi ha in preso top. Paggio, guarda. Infatti, ma sono morto. Cioè, non... Io non capisco perché la gente... da solo in offlane, ma è complicato. Guarda che ne hai uno dietro, due davanti, offlane è complicato. Non posso comprare la ward, infatti. Il volante così lo mando secret shop. Anzi, no, niente. Sì, sì, un secondo solo. Sicuro? Ce Ma ne no, sono- non niente. possiamo fare il codice Ce ne volante. sono tre su, Prendo lo set shop. Sono tornato a piedi alla fine, non c'era nessuno da caricare. Ma è Sai comunque... che Hai fatto un po' di non è livelli figlio. tu? Andiamo a fare una gankata io e te Sono livello sul 4. Serve anche Ricco. Ho capito, Esatto. io non Però ho diventa Ricco se sta messo bene con io. ma lui Ah, è meglio allora che no, va devo avanti. farti Andiamo io e te Stai insieme a intanto. Ricco, Qui ma tu stai insieme a manca Ricco. Paggio, a te ti manca Paggio. Oh, un pace sta da mo. Rubik. Io devo fare i Aiutate livelli. Allora va avanti tu a pullare, io sto recuperando l'esperienza. Allora, possiamo anche caricare Pudge, però ci devo aiutare No, Rubik. dobbiamo E avvicinarci. Rubik non è livello 5. Aspetta, aspettiamo che è livello 6. Madonna, quanto danno fatto? O lo carico, Oh, lo attacchiamo carico. Kunka, vai, vai. Sì, 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 caricalo. Attento Ricco, potrebbe girarsi e attaccarti. Sta girando, Ricco, scappa. Attento, uccido io. Buono, buono. Non volevo rischiare. Non riuscivo a prenderlo. Ricco mi faccio scappa, stile Ricco torna alla base. Torna indietro, Rico. Ce la fate o fare Allora, il corriere? Sì, Se no lo puoi io dopo. Devo farmi mordere, io devo rifaccio- farmi... l'ho gioppato. L'ho gioppato. Ah, No, sei ma che il proprio tu? Mordigan... Vai via tu da lì. Che ci Ma fai? c'è tu? ma c'è detto, Fatti- li prendo oh. col pugnale quei Piada. quei cosi, Giada, Dimmi. quella stick. fatti la sfera velenosa. Ah no, perché c'è Fant, non c'è caos. Oh, il Piada, tamburo, vai a fatti il fermare a posto tamburo di perché Ricco. io mi faccio... Piada, vai a fermare a perché posto io di mi Ricco. faccio la Tanto adesso io Vladimir. qua. Oh, se sto lì a farmare c'è Rico con i pugnali. Vado via e Rico scala il Ma me ne coglione. sono andato. Volevo prendere il team di stick. Guarda, Piada, guarda ma qua che andavo faccio adesso per base. Switch. Vai, fa Piada vedere. è la charge. Piada è la carica. Sta buono, sì, ma Cosa? se vengo lassù può scappare 20 volte. Sta calmo, adesso devo aver l'ultimo. Ma voglio uccidere Natur. Bisogna aspettare anche... Guarda lì che stacca, guarda lì che stacca. Bisogna aspettare anche il Whisper con l'ultimate. Ho fatto il triplo stacco. Lo so, ma io e te da soli ce la facciamo, guarda Natur. Dai, dai, carica. Carica Shadow Demon. Vabbè, carichiamo. Questo. Riesco ad agganciarmi per caso. Nel caso si ferma la carica, se vedi che non Mi ce la trasporto fate, anch'io, ferma la carica. trasporto anch'io, dai. Guarda quanti metri arrivare. Vai, ci vicino però. Ma Piada, sei quasi morto effettivamente. Oh cazzo! Sunnatelo. E l'ho stunnato. C'è presa la kill. Bastardi. Oh mio dio. Come hai fatto? No! Ragazzi, non posso aiutarvi. Via, fuga dalla Grande piada. Ricco. Va via, va via. Perché qualcuno gli ha dato una mano però con 20 di vita. Madonna, per poco non sono morto. A cosa di Kunka. Io posso caricare fare ultime Rico se devo girare a fare Vai il file. Ricco, vai. Vieni Rico. Vieni tango. Vieni tango. Non posso, guarda come sono messo, 20 di vita, madonna che fuga. Questo è da mettere negli albori di Dota, Ho fatto un lavorone qui, non potete dire niente. Cazzo, cazzo. Dove sei? Cazzo, perché? Sto scappando tutto, sto scappando. Vieni via, torna in base. Passo da sotto, torna in base. No, aspetta, mi faccio L'ho fatto andare via, l'ho fatto andare via. Hai visto, Tranquillo. Ora sono visto Ale con quanto sono livello via? 6. Visto con quanto Vedi, sono no? via? Sì, ma 20 questo di c'ha vita. quasi il Mordigan. Si sta bisogna- lasciando il Ragazzi, manca Mordigan. Kunka, ragazzi, manca Kunka. Chi è? Andiamo a ammazzarci Caos? il caos. Con Caos, cosa è morto? Sì, sì, del sono, mondo. sono livello 6, però ho pochissima vita. Posso teletrasportare Ricco? Ti trasporto alla base, ti trasporto alla base. Nightmare. Se mi parli. Ti stavo dicendo. Ti stavo dicendo, non mi ascoltavi. Dai, andiamo a farci il caos. Aspetta, Aspetta qui. ma che ne so.
Dobbiamo farlo, cioè, te hai il TP? Ormai, lo so, se mi va via dalla ho visuale. dovuto teletrasportare di qua alla base. Vabbè, allora bisogna farlo perché si sta facendo free farm. Perché era poca vita. Vabbè, io Ma ce la mi do- facciamo io e te da solo. Dai. Grande. Comunque. Oh. C'è nessuna parte. No, dai, Rufi. Niente. Charge. 30 40 secondi. C'ho la cosa. Vado a piazzare. Ah no, non ho 400 le sentinelle. Io non ho mano però, Dio. C'era- Quanto è di soldi? Ho bisogno di mana. E mi devo fare i facilisti agli arcani. Stavo Vai là, lasciando il carica. mechanism veramente. Sì, sì. Fagli la carica, fagli la carica. Comunque il negozio. Secondo me ha preso un TP. Ah, no. Yes. Però comunque ti ha attivizzato, Via, via. Infatti volevo stunarlo. No, Ui, lo so, lo tipi sento, lo dico double per loro. damage. Io. Vai. Prendo Non è che esplodono tutte le Cazzo. palline. Ok. C'è Nature, ma Nature è arrivato C'è e ha comunque il ucciso. mid in cima al shadow. Via. Oh, posso quasi trasportare finita la Endo passione. Ricco. Ce li Ah, ammazziamo no, finisci la però, Battle Fury. Ma io non c'ho mana, no? Sì, mi mancano 100 gol. neanch'io. Allora che ci ammazziamo, sto cazzo. Questo qui non c'è Faccio. la carica Madonna. per questo. Shadow Demon. Sì. Questo qui sopra, vedete? Questi. No. Niente. Ho provato a blinkare su di te, ma non ce la facevo. Eri troppo Nice. lontano. Vai. Facciamoci anche gli alberelli. Devi essere più Palle veloce, tutti, Ricco. madonna. Devi essere più veloce. Eri troppo lontano per blinkarmi. Ah, allora mi dispiace. Penso ho pure usato il teletrasporto per cercare di teletrasportarti mentre ti faceva la R. Però che ci vedono. Però è uguale. Io... Via da qua, via dalle palle. Peccato che ti ha Siamo preso col divisi, gancio. Due coglioni Ah, che facciamo la fanno cosa, Eh, adesso ho torniamo in tentato di base, schivare. sì, E poi come due carichiamo. deficienti, torniamo in base, ci ricarichiamo e poi uccidiamo Chaos. Cioè alla fine la lane da gank la famo io bounty. Sì, infatti. Vabbè, non è male. Ma Paggi è venuto, ci ha ucciso il carry. Aveva quasi fatto la Battle Fury, in modo di attendere un altro po'. Numero. Ascoltatemi un attimo, io faccio il tamburo o Fai il tamburo, preferite che fai il vada tamburo. per altri oggetti? Fai il tamburo. Io non lo faccio, io vado di Mordigan adesso. Abbiamo bisogno di Vlad. potenza. Oh, Paggi se n'è andato. Paggi se n'è andato, attenzione. E non ritorna più. no. Andiamo da Chaos. Direi di sì, dai. Aspetta che arrivi però. Fatelo farmare. Oh, guarda che non so dove è Paggi. Io purtroppo non c'ho le ward, c'ho solo le orette infatti. sentinelle. Se state 10 secondi ci abbiamo la ulti qua. Sì, io c'ho No, l'ultimate. ma siamo in tre, cioè, Forza, quindi. no! No, torni indietro, c'è anche Shadow Demon. No, c'è c'è anche Nanobolt. Transpro. Ti teletrasporto sopra da Chaos, che dici? Vai. Sì. Così si ruba la kill. No! Vabbè, andiamo da quelli. Shadow Demon. Dai. Ma vaffanculo. Vai. Pure Puggi. Sì, ah. Ti teletrasportano, ti lascio qua? Ti No, lascio qua? lasciami qua, Ma lasciami non qua. No, teletrasportalo. Torre ragazzi. No, No, mi faccia la teletrasporto, lo torre. pushate. Faccio dove la Faccia la torre, mo ti torre. distruggo io questo qua. Grande, che gankata. Così Sì, si fa, bello, così si bello, agisce. ragazzi. Così si gioca, vai.